Vice Sindaco, com'è stata questa gara? È stata una gara meravigliosa, meravigliosa per la gente, felice per i cittadini lungo il percorso che ti incitavano e per la giornata splendida, che è proprio bello vedere Vittorio Veneto così, Serravalle così. Può essere l'inizio anche di una serie di programmi estivi per lo sport di Vittorio Veneto? Sì, senz'altro Vittorio Veneto e diciamo tutti i comuni vicini, sport, binomio sport e salute, stare insieme e divertirsi soprattutto. Oltre allo sport adesso ci troviamo a Serravalle, quindi arte, storia, cultura e anche enogastronomia, perché poi finita la gara sono tutti qui felici a godersi la giornata. Sindaco Miato, questa può essere la giornata del rilancio di Vittorio Veneto sia nello sport ma anche nel turismo, si potrebbe dire? Beh, certamente sì, speriamo sempre che questi primi eventi siano effettivamente l'inizio di una rinascita. Ce lo auguriamo, i numeri per adesso ci stanno dando ragione, nel senso che quotidianamente vediamo che calano come numero di positivi vittoriesi ma anche di tutto il nord della provincia di Treviso. Quindi speriamo che con i vaccini che si stanno moltiplicando nella popolazione protetta, quindi, e le temperature che vanno aumentando, abbiamo la speranza, spero fondata, che si possa rinascere. Questo è uno dei segni e ce lo godiamo oggi. Com'è stato organizzare questo evento? Sì, quest'anno non è stato semplice a causa della normativa anti-Covid che ci ha imposto di stravolgere completamente quella che era la prassi classica, quindi sia dal ritiro pettorali, le iscrizioni che sono state fatte soltanto online, e poi il giorno della gara abbiamo dovuto mantenere tutte le pratiche di distanziamento fra le persone, fra gli atleti. Purtroppo non sarà possibile, non è stato possibile fare anche il rinfresco finale, il ristoro finale, dove era un po' come il terzo tempo del rugby, ci trovavamo tutti assieme e festeggiavamo. Quindi speriamo che tutto questo momento passi il prima possibile in maniera da ritornare alle nostre consuetudini. Facciamo parte di un circuito che è quello delle trail delle Prealpi, e prima di noi c'è stata un'altra gara del circuito, il Patriarca, noi siamo la seconda e quindi vediamo che c'è una buona risposta degli atleti. Infatti siamo sia alla gara prima di noi che noi siamo finiti quasi sold out. E c'era voglia di correre, tantissima, infatti moltissimi atleti nelle settimane prima, nei giorni prima della gara hanno subito anche degli infortuni perché avevano voglia di correre, voglia di allenarsi, e questo è un grande dispiacere per tutti noi perché sappiamo che oggi non sono qui con noi. Sindaco Conte, com'è stato questo percorso? Bellissimo, ma devo ammettere, per colpa mia perché non sono in forma, durissimo, però faccio i complimenti agli organizzatori, all'amministrazione comunale, ai volontari, agli atleti, e poi ci sono anche quelli scalzi come me, però insomma alla fine ci sono arrivato. Percorso meraviglioso, questo conferma che abbiamo dei territori fantastici da esaltare anche attraverso queste manifestazioni sportive. Mamme di Corsa è un gruppo nato 4 anni fa dalla volontà mia e di mio marito di creare uno spazio appunto per le mamme, per incontrarci. Ci incontriamo al Marco Polo di Vittorio Veneto, dove ci tengono i bambini e noi possiamo goderci un'ora di corsa. È proprio il giorno della festa della mamma al Madruk Trail. Oggi diciamo che festeggiamo alla grande, perché oltre a essere la prima gara competitiva che facciamo con il pettorale dopo quest'anno e mezzo di pandemia, è anche la festa della mamma, quindi quale miglior giornata? E com'è stato il trail in termini proprio di fatica, di chilometri? È stato bello. La giornata è bellissima, è stato faticoso, bisogna dire anche quello, però è bello, sono le nostre colline, noi le corriamo anche normalmente durante la settimana, non tutto il giro così, però è sempre bello.